24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il Veneto è la quarta regione italiana per consistenza del fenomeno migratorio, con provenienza prevalente dall'est europeo e dall'Africa. Se al 31 dicembre 2010 in Italia si contavano 4.562.000 immigrati, il Veneto ne calcolava circa 505.000, pari al 10,2%, dietro all'Emilia Romagna 11,4%, l'Umbria 11% e la Lombardia 10,7%. Sono questi i dati emersi nel corso del convegno tenutosi nel weekend a Mestre ed intitolato Immigrazione in Veneto, migranti a attori locali, incontri, idee e risorse per il co-sviluppo, evento organizzato dalla Regione in collaborazione con Veneto Lavoro e dedicato al fenomeno dell'immigrazione nella Regione, alle azioni per sviluppare l'integrazione e alle opportunità per favorire il rientro volontario nei paesi d'origine. Tra ottobre e dicembre 2011 le imprese venete prevedono di effettuare poco più di 9.000 assunzioni, in calo rispetto oltre le 13.500 pianificate nel trimestre precedente. Il quadro occupazionale emerge dall'analisi sui fabbisogni occupazionali delle imprese per il periodo ottobre-dicembre 2011 realizzata da Unioncamere del Veneto. Rispetto alle previsioni annuali, gli imprenditori hanno progressivamente rivisto al ribasso i propri fabbisogni professionali, fermandosi alla quota di 9.000 nuovi ingressi previsti. Le 9.000 assunzioni programmate per gli ultimi 3 mesi del 2011 corrispondono a un tasso di entrata pari a circa 7,5 assunzioni ogni 1.000 dipendenti, quota che colloca il Veneto sotto la media del nord-est e nazionale e in posizione intermedia tra le 20 regioni italiane. I numeri del turismo del Veneto continuano a salire, in assoluta controtendenza rispetto a gran parte del resto d'Italia, e nonostante si faccia sentire in tutta Europa la morsa della crisi economica. I dati validati fino a tutto il mese di luglio, ha affermato soddisfatto l'assessore regionale alla promozione Marino Finozzi, testimoniano un aumento del 9,1% degli arrivi nei primi 7 mesi dell'anno corrente, con una crescita degli stranieri del 13,6% e dei tedeschi in particolare del 10,3%. Questo in termini di pernottamenti registrati, ha aggiunto Finozzi, si traduce in un più 4,4% rispetto ai primi 7 mesi dell'anno passato, con una crescita del 7,7% degli stranieri, che rappresentano oltre il 63% del totale delle presenze, a fronte di un calo dei turisti italiani contenuto in un meno 0,8%. A un anno di distanza dall'alluvione che colpì il Veneto, la Federazione regionale degli ordini degli ingegneri della regione ha donato alla Protezione Civile 2 motopompe carrellate. Gli strumenti del valore complessivo di circa 70.000 euro sono particolarmente utili per far fronte a eventuali emergenze idrauliche che si possano verificare in tutto il territorio regionale. La consegna e una prova delle motopompe è stata occasione propizia per fare il punto della situazione sugli interventi sinora effettuati per la ricostruzione e su quello che rimane ancora da fare. Con i 300 milioni che abbiamo avuto dallo Stato, 150 milioni li abbiamo usato per riparare ciò che è stato rotto dall'alluvione e 150 milioni li abbiamo utilizzato per saldare i danni dei nostri cittadini. Ci vorranno per mettere a norma, se così vogliamo dire, o comunque senza rischio idrogeologico il Veneto 2,5 miliardi e oltre di euro, è una cifra impensabile per il Veneto. È ovvio che deve essere una programmazione pluriennale dove comunque noi vogliamo iniziare a fare, senz'altro dal 2012 con il nuovo bilancio. Noi stiamo lavorando con grandi sinergie fra tutte le istituzioni e soprattutto anche con i sindaci dei paesi più alluvionati, proprio per cercare di mettere in sicurezza il territorio, ma soprattutto di dare sicurezza ai cittadini.
54 milioni di euro all'anno, a tanto ammonta il giro d'affari della prostituzione su strada in Veneto, 6 milioni e 300 mila euro nella sola Venezia, che tra le venete, se si escludono Rovigo e Belluno, non ha certo il giro maggiore. Cifre stimate comunque a ribasso per un mercato enorme e sommerso, pagamenti cash che vanno diritti nelle tasche della malavita che gestisce lo sfruttamento e solo in minima parte a chi si prostituisce, quando nemmeno quello, come nel caso delle nigeriane, completamente schiave delle madame, dalle quali non ricevono un euro fino all'estinzione del cosiddetto debito. Accanto a loro non se la passano molto meglio le prostitute albanesi o quelle gestite dalle reti criminali dell'est, rumene, bulgare e ungheresi. Insieme a transessuali e in piccola percentuale maschi romeni e donne cinesi, costituiscono l'esercito di 600 persone che ogni giorno si calcola popoli i marciapiedi veneti. I dati arrivano da un monitoraggio pluridecennale reso possibile dall'attività dell'unità di strada dei servizi del comune, dalle telefonate raccolte dal numero verde antitratta, dalle indagini svolte dall'unità di crisi di valutazione e dall'equipe protezione sociale, nonché dalle rilevazioni delle forze dell'ordine. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.